Signore e signori, andiamo a presentare le squadre di questa partita. Per Mantova Agricoltura Mantova, numero 3, Veronica Dell'Olio, numero 4, Florencia Lorente, capitano. Numero 6, Giulia Cogliani. Numero 9, Cristiana Petronio. Numero 10, Francesca Buelloni. Numero 12, Agnese Bevolo. Numero 16, Ilaria Bernardoni. Numero 24, Sofia Portazzi. 35, Marita Labanca. 44, Marita Orazzo. Numero 50, Emma Silocchi. Ed ora la nostra squadra per Posa Clima Ponzano. Numero 5, Matilde Bianchi. Numero 7, Amanda Tivenius. Numero 8, Milena Mioni. Numero 9, Sara Luna Giuliano. Numero 10, Caterina Rosa. Numero 11, Claudia Robbo, capitano. 14, Francesca Favaretto. Numero 16, Sofia Varaldi. 19, Elena Ballarin. 21, Marta Pellegrini. Numero 30, Emma Zanatta. Numero 46, Giovanna Pertile. Allenatore di Mantova Agricoltura Mantova, Stefano Burrone. Vice, Logallo Lorenzo e Gianfreda Emanuele. Allenatore per Posa Clima Ponzano, Matteo Gambarotto. Vice, Antonio Paganino e Giulio Gobbo. Gli arbitri dell'incontro sono il signor Mattia Foschini di Russi e Francesco Zaniboni di San Lazzaro di Savena. Ed ora, come in tutti i campi della LBF, l'inno nazionale italiano. Prima della gara desideriamo, in una giornata così speciale, premiare una trevigiana che si è distinta per intraprendenza, passione e volontà di emergere nello sport, nello studio e nel lavoro, valori che il Ponzano Basket si impegna a trasmettere a tutti i propri atleti. Abbiamo il piacere di premiare la neocampionessa europea di kickboxing Luna Mendi. L'omaggio è offerto da Tarvisium Birra, il cui titolare, Marco Casagrande, ci ha onorato con la sua presenza e che sarà consegnato dal presidente Carlo Pizzoloni.
tipo musica se vuoi. Bentornati al Palacicogna per l'8ª giornata di Serie A2 femminile. Quest'oggi si sfidano la Posaclima Ponzano e la Mantova Agricoltura Mantova. Per coach Gambarotto la formazione è sempre rimaneggiata, sono diciamo 2,5 le assenze, nel senso che Pertile e Bianchi sono ancora out. In settimana c'è stato purtroppo Rosar, è stata poco bene e questo ha un po' accelerato forzatamente i tempi di recupero di Marta Pellegrini, che si è allenata ieri nella giornata di venerdì e oggi chiaramente non al 100% ma sarà della partita. Per Mantova la formazione è al completo. Mantova è reduce da un buon periodo, una vittoria anche la settimana scorsa e in generale un campionato soddisfacente finora, con tante novità in un gruppo comunque ben oliato. Prima della partita è stata premiata dalla società Luna Mendi, campionessa trevigiana anche lei, che una settimana fa ha vinto in Turchia gli europei. Il presidente Carlo Pizzolon ha voluto mangiarla davanti al pubblico del Palacicogna con un bel applauso, un bel momento di sport al femminile. Vi ricordo che ieri è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Intanto è iniziata la partita. Il primo possesso è per Ponzano, è di Gobbo il primo tiro, ma è sbagliato. Tivenius come sempre lotta a rimbalzo, cattura già il primo e si porta a casa un fallo. Intanto è altissimo il quintetto per coach Gambarotto, con di fatto 3 lunghe, con Gobbo, Tivenius e Sofia Rinaldi, che prende proprio il primo tiro. È sbagliato però.
Parte quindi Bevilacqua a superare la metà campo, si sposta in palleggio da dentro la palla per Bernardoni, però è anticipata da Favaretto e sarà quindi rimessa laterale. Inizia l'azione Florencia Llorente, la lunga ex Marghera, capitano di Mantova, prende il primo tiro Marida Orazzo, però solo sul ferro. Lulu Giuliano intanto si butta già dentro con la mano sinistra, scarica per Varaldi che finta il passaggio, trova invece la penetrazione, prende un tiro cadendo indietro. Bel movimento di Varaldi che parte aggressiva in questa partita e trova subito i primi 2 punti, sono anche il 2-0 in questo inizio di partita. Intanto cade al centro dell'area Llorente dopo un contatto con Tivenius, ma continua l'azione, prende un tiro Bevolo, però fuori. Riparte la transizione della Posaclima, Favaretto attacca sul fascia destra, si prende un tiro da 3 punti Lulu Giuliano, è corto però, quindi riparte in transizione Mantova, ritmi altissimi, bella rovesciata di Bernardoni, però esce anche questo e ora sapientemente coach Gambarotto suggerisce di abbassare un attimo i ritmi, quindi Giuliano trova Favaretto, dà in punta a Tivenius che ritrova Giuliano dentro per Varaldi. Bello il duello con Bevolo e altro fallo subito, quindi altra rimessa dal fondo. Ponzano sta cercando molto di dare la palla vicino a canestro in questo inizio di partita e ci sta anche riuscendo con discreti risultati. E intanto è Gobbo che restituisce a Giuliano. Tivenius, mancano 8 secondi alla fine dell'azione, Tivenius deve prendere un'azione personale, si fa stoppare però da Llorente e Bernardoni che fa correre la squadra. Orazzo restituisce a Llorente che prova una rovesciata, gli esce, questa volta Gobbo si addormenta un po' e Llorente si avventa per prima sul rimbalzo. Sfida tra capitane, tra Llorente e Gobbo. Llorente che è alla 3ª stagione a Mantova dopo aver giocato a Marghera il primo anno in Italia proprio con tra l'altro coach Paganino, assistente di Marotto sulla panchina della Posaclima. 8 secondi intanto alla fine dell'azione, c'è Orazzo, la bomber della squadra, non se ne avvede, un secondo, finisce l'azione, palla persa per 24 secondi, più per demeriti di Mantova in realtà che per la difesa di Ponzano, che comunque è stata attenta per tutti i 24 secondi e quindi potrà dalle linee di fondo, battendo bene il pressing di Mantova che da subito alza la difesa sulla metacampo avversaria. Favaretto si prova una penetrazione, ci sono vari contatti ma l'arbitro non fischia ed è quindi Bottazzi a incaricarsi di portare la palla. Si prende un tiro con pochissimo ritmo perché di fatto non sapeva cosa fare, ma sotto canestro si fa sportellate e ne esce vincitrice Florencia Llorente, l'argentina, con il numero 4 che sta decisamente dimostrando tutta la sua esperienza, lei che è classe 92, la sua esperienza in questo inizio di partita. Bella difesa sul pick and roll per Ponzano, Mantova non sa bene che cosa fare, c'è Bernardoni che deve prendere un tiro difficilissimo, infatti esce Gobbo, lotta bene a rimbalzo ed è Favaretto a superare la metà campo in palleggio, fa fatica a fare il passaggio di apertura, ma riceve Giuliano che non trova in realtà Varaldi, ha provato un lob per la compagna un po' lungo. Coach Gambarotto si lamenta per una trattenuta, in realtà forse non c'era, o comunque poco male in questo inizio di partita in cui si sta segnando poco. Sono passati
3 minuti e mezzo e regge il vantaggio segnato da Varaldi come fosse una partita di calcio in questi periodo di mondiali. E Mantova si passa bene il pallone per un tiro da 3 punti di Bottazzi, però è fuori anche questo. Giuliano pick and roll con Gobbo, vede il taglio di Varaldi, bellissimo Varaldi, bene con la sinistra, ma manca proprio il guizzo finale per chiudere e trovare altri 2 punti, ed è quindi si cerca quindi Llorente dall'altra parte, no scusatemi, si cerca Dell'Olio che però combina poco, la palla arriva nelle mani di Bottazzi che forza l'1 contro 1, viene fuori un sottomano molto velleitario e infatti la palla finisce sul fondo. Grandissima difesa della Posaclima in questo inizio di partita, un po' di confusione invece per Mantova che di nuovo alza la difesa a tutto campo e quasi arriva a un recupero, ma Giuliano se la cava e trova Varaldi. Tivenius fa di nuovo a sportellate, si prende un palleggio, arresto e tiro un po' fuori forse dal senza pazienza, diciamo. Coach Gambarotto vuole che la lunga svedese giochi di istinto, questa volta il suo istinto non ha portato a granché. Bernardoni ora che attacca Favaretto che è una iena in difesa, si butta sul pallone e forza una contesa. La freccia dice palla a Mantova e quindi rimessa dal fondo con 12 secondi da giocare. La rimessa è affidata a Bottazzi, la tiratrice biancorossa. Bottazzi è proprio in angolo, ma la palla per Bernardoni che trova Orazzo, prova l'1 contro 1, palleggio, arresto e tiro allo scadere dei 24, esce anche questo. Gobbo accalapia il rimbalzo, si affida a Giuliano che trova Varaldi, pressata bene da Orazzo che ruba il pallone e può aprire il contropiede, entra benissimo la Posaclima, prova un tentativo di passaggio Bottazzi ma colpisce il piede direi di Gobbo e la palla quindi finisce nuovamente fuori dal rettangolo di gioco. Si ricomincia quindi con una rimessa dal fondo per Mantova con 17 secondi sul cronometro dell'azione e c'è un fallo in attacco di Bernardoni, proprio lei su Favaretto che è stata colpita in faccia dall'avversario nel tentativo di smarcarsi. Nulla ovviamente di volontario antisportivo, ma un contatto di gioco anche abbastanza violento. Intanto ricomincia Giuliano, trova Varaldi in ala, si va in punta da Tivenius. Bel ricciolo di Giuliano che cerca il contatto, lo trova e segna con il fallo, e il fallo è di Bernardoni che in effetti ha subito un po' l'esperienza di Lulu Giuliano che decisamente ha provocato lei il contatto, ma è stata bravissima a segnare con la mano sinistra e ora vediamo se completerà il gioco da 3 punti. Segna Lulu, lei che comunque è sempre precisa ai tiri liberi. 5-0 per la Posaclima quando sono passati 5 minuti e mezzo e poco più in questo primo quarto. Bello 1 contro 1 intanto di Florencia Llorente che si prende gioco della appena entrata Milena Mioni che ha sostituito Tivenius. Favaretto trova proprio Mioni che gioca un pick and roll con Giuliano, si va da Gobbo, bella penetrazione di Capitan Gobbo che segna con il fallo. Seconda azione consecutiva, secondo attacco consecutivo per la Posaclima che va a finire con un potenziale gioco da 3 punti, prima trasformato da Lulu Giuliano. Ora vediamo se il capitano sarà ugualmente precisa dalla lunetta. Esce il tiro per Gobbo e la prima a prendere il pallone è Orazzo.
che attacca anche in 1 contro 1, si prende un bellissimo palleggio, arresto e tiro da centro area, gran canestro di Marida Orazzo, è un po' la star della squadra, viaggia a 13,4 punti e quasi 6 rimbalzi a partita, ma intanto c'è Varaldi dall'altra parte che si prende un tiro frontale, questa volta va sul ferro, rientra bene la Posaclima, ma il ritmo di Mantova è altissimo, si cerca ancora Llorente contro Milena Mioni, Llorente si gira sul perno e trova altri 2 punti, 7-6 meno 1 per la Agri Mantova. Vediamo se Ponzano ritrova la verve e lo trova con Francesca Favaretto, ispiratissima in questo periodo, lei che arriva da 3 partite consecutive in doppia cifra, trova la tripla che ricaccia a meno 4 le ospiti e arriva anche il recupero, no, quasi, è un fallo di Mioni che sta decisamente faticando nel duello diretto con Llorente, infatti coach Gambarotto inserisce Tivenius che marcherà proprio l'Argentina. Entra anche, fa il suo ingresso anche Marta Pellegrini che non metteva piede in campo da un mesetto, lei che aveva subito una forte distorsione alla caviglia. Intanto Marida Orazzo, gran canestro ancora con 2 palleggi di mano sinistra e un arresto e tiro che brucia la rettina, gran canestro, tutto il talento della giocatrice ex Sassari. Intanto si butta dentro Lulu Giuliano, cerca un'altra volta il contatto, questa volta non viene fischiato il fallo ma la palla resta a Ponzano che avrà ancora 14 secondi da giocare dopo una rimessa d'attacco. Ecco Pellegrini che prende subito un tiro in uscita dai blocchi, le esce ma Lulu Giuliano ancora di esperienza con una magata recupera il pallone e quindi altri 14 secondi da giocare per l'attacco della Posaclima. Forse in realtà il cronometro andrebbe riciclato a 24 ma no, cambia poco. C'è Favaretto che trova Mioni che non riesce a dare dentro a Tivenius, ci riesce ora Favaretto, fa sportellate, cerca il tiro con la mano sinistra ma non va. Bernardoni ancora alza i ritmi, ritorna il pallone in mano, ora si va dalla banca, arriva la palla d'Orazzo che restituisce a Llorente che trova in angolo il tiro di Bottazzi che è fuori anche questo. E quindi la Posaclima può ripartire 10-8 quando manca 1 minuto 90 secondi da giocare. Pellegrini ancora si butta dentro, grande movimento sulla linea di fondo, 2 punti di Marta Pellegrini e time out obbligatorio per coach Stefano Purrone. Positiva l'aggressività di Marta Pellegrini che, come dicevamo prima dell'inizio della partita, ha praticamente un solo allenamento sulle gambe, anzi mezzo allenamento sulle gambe. Lo staff ha deciso di tenerla a riposo anche per il 5 contro 5, quindi di fatto sta giocando il suo primo 5 contro 5 da quasi un mese dopo l'infortunio che ha subito. Ha iniziato nel migliore dei modi, un tiro sbagliato ma comunque aggressivo uscendo dai blocchi e ora un 1 contro 1 sulle linee di fondo che ha costretto al time out Mantova che si trova sotto 12-8 quando mancano esattamente 90 secondi. Prima avevo un po' esagerato, quindi 1 minuto e mezzo da giocare in questo primo quarto che ha visto le squadre, sicuramente la Posaclima, difendere con grande attenzione. Mantova però, i ritmi di Mantova bisognerà vedere se Ponzano riuscirà a reggerli fino al 40° minuto. Sicuramente Mantova, soprattutto visti anche le assenze, ha un roster più lungo rispetto alla Posaclima che però ha un fortino da difendere qui al Palacicogna. È tutto pronto per ricominciare e sarà quindi la Agri Mantova a riprendere la partita con una rimessa dal fondo
se ne occupa Marida Orazzo, che affida la palla alla playmaker Iralia Bernardoni, chiama il gioco, gioca un pick and roll laterale, un po' lasciata, sfilata un po' al tiro da Lulu Giuliano, aggressivissima invece Favaretto, che non lascia respirare Orazzo, deve scaricare alla banca, che si prende un tiro difficile, è fuori, lotta a rimbalzo, c'è un'altra palla contesa e questa volta la freccia premia Ponzano, che fa anche un cambio, esce una positiva Francesca Favaretto e rientra Sofia Varaldi, quindi di nuovo quintetto alto, altissimo per coach Cambarotto per questo ultimo minuto e poco più. Pellegrini che deve battere il pressing sempre alto di Mantova, ora è Varaldi che trova Giuliano in angolo, pick and roll laterale con Tivenius, vediamo se Lulu inventa qualcosa, scarica per Varaldi, bella finta, palleggio, lo scarico ancora per Varaldi, c'è Pellegrini libera in angolo che prende un tiro da 3 punti anche comodo, ma esce ed è Bernardoni a rilanciare l'azione, si butta dentro sfidando le braccia lunghe di Sofia Varaldi, gran canestro di Bernardoni senza paura, e ora anche impegnata sul pressing contro Giuliano. Pellegrini, c'è Tivenius in punta, fatica a dare palla a Giuliano che trova Mioni un po' in affanno, deviazione di Bernardoni, rimessa laterale con 7 secondi da giocare per Ponzano. La rimessa sarà 7 secondi sul cronometro, 24-17 alla fine di questo primo quarto. Varaldi per Giuliano, pick and roll con Mioni, Varaldi ancora con la sinistra, cerca Mioni dentro, ma la palla finisce direttamente sulla linea di fondo alla mia postazione. 11 secondi da giocare, Bernardoni 8 secondi, vediamo se andrà lei, cambio difensivo, c'è Tivenius, accettato da Tivenius, Bernardoni si butta dentro, trova anche un tiro comodo, gli esce Giuliano, prende il tiro da metà campo, ferro per Giuliano, brividi al Palacicogna. Finisce il primo quarto, 12 per la Posaclina Ponzano, 10 per la Agri Mantova. Eccoci di nuovo in diretta dal Palacicogna per Posaclima Ponzano, Mantova Agricoltura Mantova. Sono conclusi i primi 10 minuti sul punteggio di 12-10, 1+2 per Ponzano, che ha avuto 3 punti da Giuliano e 3 punti da Favaretto, mentre dall'altra parte è stata Florencia Llorente e Marida Orazzo, sono state le 2 punte di diamante per la squadra di coach Stefano Purrone. Ma ora è tutto pronto per cominciare
la seconda frazione di gioco. Grande difesa di Varaldi che va addirittura ad anticipare Orazzo a 20 metri dal canestro. Varaldi tocca tutti i palloni con le sue braccia lunghe. C'è la sfida Llorente-Tivenius e Llorente alla meglio. Che giocatrice l'ex Marghera, classe 92, per il pareggio. Intanto la Posaclima torna in attacco con Giuliano, gioca un pick and roll, no, finta il pick and roll. Varaldi che ora sarebbe libera dentro l'area, ma Mioni non si fida. 5 secondi alla fine dell'azione. Giuliano deve forzare, prende un palleggio, resto e tiro dopo la finta. Grande canestro di Lulu Giuliano, leader emotivo di questo gruppo. Nei momenti di difficoltà è sempre lei a prendersi le responsabilità. Orazzo intanto ancora una bella conclusione in secondo tempo, attaccando Varaldi che comunque tiene bene in difesa su una giocatrice molto più piccola di lei. Giuliano doppio pick and roll, o meglio gioca 2 volte il pick and roll con Mioni, deviazione di Orazzo e recupero perché la palla tocca per ultima la coscia di Mioni e la palla forse no, non è da asciugare. C'è una piccola discussione tra coach Gambarotto e l'arbitro, ma non la da fare per coach Gambarotto. Gli arbitri non si impietosiscono per le proteste. C'è Orazzo che trova Bottazzi di nuovo. Llorente ora ad attaccare con la mano destra, passi forse di Petronio, comunque arriva una stoppata in realtà e quindi Ponzano può di nuovo spingere in transizione. Varaldi non guarda il canestro, lo guarda è come Lulu Giuliano che prova un sottomano curioso con 2 mani. Non arriva neanche al ferro. Mantova attacca sempre in velocità. Orazzo finta il tiro, non lo prende. C'è la banca che si butta dentro in maniera forse anche un po' scomposta, ma ancora più scomposto è l'intervento di Milena Mioni che è colta in fallo. È già il secondo fallo per la lunga di coach Gambarotto. Sono quindi 2 tiri per Marica Labanca. Sul cubo dei cambi intanto torna Claudia Gobbo per la Posaclima, segna il primo la banca per il -1. Fuori il secondo, bel rimbalzo in attacco però di Cristiana Petronio, le ritorna la palla in mano in angolo, prova a attaccare Mioni che tiene bene 2 volte l'1 contro 1. Petronio fa un passaggio dentro per la banca che non ha tempo di girarsi e scadono di nuovo 24 secondi. È davvero ottima la difesa di Ponzano che ha già costretto un paio di volte l'attacco di Mantova a perdere il pallone per 24 secondi. Ha ancora da dire qualcosa a coach Gambarotto che non è contento della direzione arbitrale finora. Ma intanto in campo si gioca ed è Favaretto che aspetta l'uscita di Gobbo che trova Giuliano, non c'è lo spazio per vedere Tivenius, ma la palla arriva in angolo a Sofia Varaldi, super aggressiva in questa partita e trova la tripla del 17-13. Quando mancano 7 minuti e 20 in questo secondo quarto ed è Bottazzi ora a rispondere, un'altra Sofia a rispondere al canestro di Varaldi, però è da 2 punti quindi vale il -2 per Mantova che è sempre super aggressiva in difesa ed è Giuliano, ora tutte le azioni passano per lei. Varaldi non si intende con Tivenius, era una buona idea perché effettivamente la svedese aveva uno spazio a centro area ma stava uscendo sotto la pressante marcatura avversaria. Intanto rientra la classe 93 con il numero 3 Veronica Dell'Olio, ovviamente per le file di Mantova. Orazzo intanto scambia con la banca, pick and roll per Orazzo che trova in angolo
Petronio si fa un po' di confusione, c'è Dell'Olio che deve forzare l'1 contro 1, stoppato da Varaldi ancora. Che difesa per Varaldi, che tocca davvero a tutti i palloni. E ora c'è Gobbo che si fa sporcare il pallone da Orazio, ma la palla resta alla Posaclima. 12 secondi, Giuliano gioca il pick and roll, prende il palleggio, arresto e tiro, danza sul ferro ma esce Tivenius, tocca ma non controlla, ed è Orazio che spinge la transizione, si prende un 1 contro 1 di mano sinistra e gli arbitri fischiano il secondo fallo personale a Capitan Gobbo. Forse discutibile, premiato sicuramente la bella azione, la bella penetrazione di Marida Orazio, già titolare di 4 punti, 5 con questo che vale il -1. Segna anche il secondo, lei che è una super tiratrice, viaggia al 92% in stagione dalla lunetta e in generale ha fatto diverse stagioni in carriera oltre il 90%. Sicuramente se c'è una giocatrice affidabile ai tiri liberi è proprio Marida Orazio, che segna entrambe i tiri dalla lunetta e riporta in parità la partita, e coach Gambarotto la ferma per ridare un po' di fiato alle sue atlete e anche riordinare un po' le idee, perché in attacco in queste ultime azioni la Posaclima non solo non ha trovato il canestro, ma ha anche fatto fatica in varie occasioni a trovare dei tiri facili, anche merito della bella difesa di Mantova Agricoltura Mantova, che sicuramente rispetto all'inizio ha stretto due viti nella propria metà campo e non a caso ha raggiunto il pareggio. Finito il minuto di sospensione, rientrano in campo le squadre. Ovviamente per la Posaclima c'è sempre il quintetto alto con Gobbo, Tivenius, Varaldi, Favaretto e Giuliano, che nel derby di una settimana fa ha giocato, pensate un po', 39 minuti e 5 secondi. Ovviamente con Matilde Bianchi assente, Lulu deve fare gli straordinari e sta anche rendendo molto bene comunque in questo periodo di assenza della piccola Bianchi. Intanto Favaretto rifiuta il pick and roll con Tivenius e c'è Gobbo ora che deve prendere l'1 contro 1 contro Dall'Olio, si gira bene sulla mano destra, esce però il tiro e qui fa un fallo non furbissimo in questa situazione, è il terzo fallo personale e coach Gambarotto ovviamente deve tirarla fuori. Rientra Mioni, però era un fallo di cui non si sentiva il bisogno, a rimbalzo già acquisito da Mantova. Comunque ora è appunto Mantova ad attaccare con Orazio che pesca bene in angolo, Sofia Bottazzi, lei che è la miglior tiratrice della squadra e infatti va a segno da 3 punti. Dall'altra parte ci prova Favaretto con un gancetto da centro area, però esce, Orazio può spingere, prova uno scarico per Petronio ma è sporcato dalla difesa di Ponzane, quindi si riparte da una rimessa dal fondo. Pensate, mancano ancora 19 secondi alla fine dell'azione, Orazio si era mangiata il campo in 5 secondi e ora Bottazzi si butta di nuovo dentro, altro fallo per la difesa della Posaclima ed è di nuovo il terzo fallo per, questa volta l'indiziata è Mioni. Grossi problemi ora nel reparto lunghi, che era l'unico al completo per coach Gambarotto, che vede Capitan Gobbo e Milena Mioni entrambe con 3 falli. È costretto quindi ad abbassare il quintetto inserendo Marta Pellegrini.
segna il primo tiro libero intanto Sofia Bottazzi per il 21-17, segna anche il secondo 22-17 quando siamo esattamente a metà della seconda frazione. Ponzano ora in difficoltà, ha subito un parziale è qualche minuto che effettivamente non segna. Pellegrini si butta dentro cercando anche il fallo e coach Gambarotto lo fa notare agli arbitri che lo puniscono con un fallo tecnico, probabilmente anche cercato un po' da coach Gambarotto, che non riteneva la situazione insostenibile. Effettivamente c'era stata qualche situazione un po' dubbia in cui era stata sempre premiata Mantova e coach Gambarotto, che era già stato richiamato nel primo quarto, ha voluto far notare agli arbitri che forse è il momento anche di cambiare metro, perché anche in questa occasione forse Pellegrini aveva subito comunque un contatto. Dall'altra parte però Orazzo sbaglia il tiro libero e quindi in realtà si ricomincia con un nulla di fatto, perché il possesso torna nelle mani di Ponzano con 12 secondi da giocare. Vediamo se la tattica psicologica di coach Gambarotto avrà i suoi effetti. Sempre aggressiva la difesa di Mantova, mancano 7 secondi alla fine dell'azione, pick and roll tra Giuliano e Tivenius, 3 secondi, non se ne avvede Varaldi e arriva questa volta il recupero per 24 secondi di Mantova, che ora sta imprimendo il suo ritmo alla partita. Schema corna ora per Orazzo, che gioca un doppio pick and roll alto, tiene lei il possesso, si prende un palleggio, arresto e tiro da 3 punti, gran canestro, che classe Mari da Orazzo. Un super secondo quarto per l'ex Sassari, ex compagna di squadra della nostra Giovanna Pertile, purtroppo come sapete ai box da ormai oltre un mese. E Mantova tocca anche il pallone sul pressing, quindi Ponzano ha 23 secondi per la propria azione, ma questa volta Giuliano non ha problemi a superare metà campo, si prende un tiro da 3 punti stoppato dalla banca e Orazzo può di nuovo spingere la transizione centrale. C'è Dell'Olio ora che scambia con Bevolo ferma un po' il gioco, c'è la palla torna nelle mani di Orazzo che cerca dentro la banca, ma la palla è anticipata da Tivenius che recupera. Bel guizzo di Tivenius, almeno la posa clima c'è in difesa. Vediamo se si sbloccherà anche in attacco. Bella palla dentro di Francesca Favaretto per Varaldi, che fatica a concludere dentro l'area e può ricominciare a correre Mantova con la banca, scusate, che forza l'1 contro 1 con Tivenius. La svedese regge e recupera un altro pallone. La posa clima regge in difesa, ma ora in attacco sta proprio faticando, perché Mantova ha decisamente stretto le maglie. Ora il pressing sta anche facendo sentire. Arriva questa volta un fallo sul pressing, è il primo fallo di questo quarto quando sono stati giocati 6 minuti e 40. È già in bonus invece la posa clima ed è quindi rimessa laterale per Ponzano. È Pellegrini ad incaricarsene, esce dal triplo blocco Giuliano, la palla viene data a Favaretto, pick and roll laterale con Tivenius, Favaretto prende un palleggio, arresto e tiro, è un airball. Favaretto che invece era stata molto precisa nelle ultime gare, le ultime 3, dove sta viaggiando a 14 punti di media. Questa sera invece, dopo la tripla iniziale, si è un po' spenta e forse la tattica di coach Gambarotto ha avuto i suoi frutti, perché gli arbitri hanno fischiato il secondo fallo consecutivo, questa volta in attacco a Mantova, e respira ancora la posa clima, che è lì in scia, in linea di galleggiamento sul -7, 17-25 dice il tabellone, che però è fermo da vari minuti dal lato di Ponzano. Fortissimo il pressing di Mantova, Lulu Giuliano che non è ancora uscita, sta faticando un po'
contro la grande difesa di Ilaria Bernardoni. C'è comunque una rimessa laterale per Ponzano ed è Favaretto ora a superare la metà campo, comunque sulla difesa alta di Orazzo. Varaldi prova a battere 1 contro 1 con un crossover l'avversaria, non c'è lo spazio, la palla carambola nelle mani di Favaretto che prende un tiro corto e il rimbalzo non è controllato da nessuno e quindi la palla è per le biancorosse, che possono ripartire con una rimessa dal fondo. C'è anche stato un piccolo incidente, credo un infortunio al dito. Sì, un infortunio al dito per Dell'Olio, che sta anche perdendo del sangue, che ha perso del sangue sul parquet. E quindi gli arbitri ovviamente hanno dovuto sospendere la partita per provvedere alle pulizie e chiaramente al cambio. Si alzano anche i sanitari che sono qui al Palacicogna. Credo niente di grave, comunque speriamo niente di grave per Veronica Dell'Olio, che però è uscita correndo, stringendosi il dito, che evidentemente stava sanguinando. C'è un po' di confusione qui al Palacicogna, però si può ricominciare ed è Bernardoni che dà la palla a Orazzo, che si incarica di superare la metà campo, marcata da Francesca Favaretto. Ancora lo schema corner, è un doppio pick and roll. Favaretto tiene bene, si va però a spalle a canestro da Bernardoni contro Lulu Giuliano, che è tostissima e regge anche questo scontro, ed è un altro fallo in attacco, il secondo consecutivo per Mantova. È il terzo fallo di Bernardoni, pesantissimo questo fallo anche per Mantova, quindi ci sono 3 giocatrici che in meno di 18 minuti hanno già fatto 3 falli. Da una parte Ilaria Bernardoni, dall'altra Milena Mioni e Claudia Gobbo. Ancora il pressing di Mantova, ma Favaretto questa volta se ne libera con classe. Orazzo tocca la palla a Favaretto, Varaldi ora non sa bene cosa farsene. Giuliano sì, che trova una bella scarico per Varaldi, che taglia bene, conclude con la mano sinistra sbloccando il tabellone nel lato della squadra locale, quindi 19-25. Si muove il punteggio per Ponzano, che ora deve difendersi dalle incursioni di Llorente. Lo fa alla grandissima Amanda Tivenius, che recupera anche il rimbalzo, può mandare in transizione Giuliano, che trova Varaldi, che dà un consegnato a Pellegrini, che però fatica un po', trova bene Favaretto sull'angolo, che però perde il pallone con uno scarico improbabile, ed è di nuovo Orazzo, quindi si passa per le sue mani tutti gli attacchi per lei, che sta giocando benissimo in questo incontro. Palla persa per Bevolo ed è Giuliano ovviamente a recuperarla con la sua astuzia. Giuliano trova Varaldi, che finta il tiro, c'è Favaretto, penetra sulle linee di fondo e trova il fallo di Marica Labanca, che ha molti più centimetri di lei, ma ovviamente non può reggere le gambe esplosive di Francesca Favaretto, che in 1 contro 1 trova sempre il modo di battere il proprio avversario. C'è un time out qui in campo quando manca 1 minuto e 04 per finire questo primo tempo. Il tabellone dice 19 Posaclima Ponzano, 25 Mantova Agricoltura Mantova. Un secondo quarto che ha visto Mantova scappare un po' nel punteggio, grazie a una difesa arcigna a tutto campo e molto attenta nella propria metà campo. Si sta un po' facendo sentire forse la stanchezza per la Posaclima, che è alla
terza partita consecutiva con rotazioni brevissime. Oggi ha ritrovato Pellegrini, che chiaramente non è al top della forma, ma sta comunque dando qualcosa in attacco alla Posaclima. Ha già comunque trovato 2 punti in penetrazione, è un bel segnale per lei e per tutta la squadra, perché comunque Marta è una giocatrice che prima dell'infortunio stava viaggiando quasi a 14 punti di media, sicuramente una delle punte dell'attacco di coach Gambarotto. Si torna in campo dopo il time out, si ricomincerà ovviamente con una rimessa in attacco per la Posaclima, ed è Giuliano proprio qui davanti alla nostra postazione a effettuarla. Bella furbata di Favaretto, che però non riesce a trovare il modo di tirare, inciampa ma tiene il pallone, si lotta in mezzo all'area. In realtà il pallone resta comunque nelle mani di Ponzano, perché la Freccia di nuovo premiato la Posaclima, dopo che ovviamente era stata cambiata nel secondo quarto. 7 secondi ora per l'azione, rimessa dal fondo. Giuliano prova a buttare la palla in campo, ma la palla viene deviata. Pellegrini trova un bel passaggio per Giuliano, che sbaglia da un paio di metri. Un tiro tutto sommato anche abbastanza comodo, ed è Orazzo ora a giocare il pick and roll sulla fascia destra. Trova dentro Llorente, che scarica bene, la palla torna a mani dell'Argentina, che prende 1 contro 1 con la mano sinistra. È difficile sempre tirare contro Amanda Tivenius, e infatti arriva l'errore. Ponzano accelera per queste ultime azioni di secondo quarto. Favaretto dentro per Tivenius, abbracciata alle spalle da Florencia Llorente, che forse è un po' affaticata in questo finale di primo tempo, e commette anche lei il secondo fallo. Tanti falli da entrambe le parti in questo primo tempo, e questa volta arriva un altro time out, perché tutte le azioni sono importanti, e quando mancano 18 secondi al termine del secondo quarto, ovviamente nessuna delle due formazioni, nessuno dei due coach vuole lasciare nulla al caso. Su un campionato così tirato, con le squadre così vicine, ovviamente ogni vittoria può essere importantissima. Mantova, che è al 6° posto lì nel gruppone, che sta lottando per i playoff, non molto più indietro in realtà c'è Ponzano, che con una vittoria sarebbe proprio ai margini di quel gruppone. Quindi ogni gara è davvero una battaglia, proprio come la settimana scorsa a Treviso, un derby sfortunato per la Posaclima, che a un paio di giri di lancette dal termine si era trovata +7, e poi una grande rimonta di Treviso ha fatto festeggiare le padroni di casa in un derby comunque molto bello, molto acceso, con tanta gente. Derby trevigiano, sicuramente un bello spettacolo per il basket. È già in campo la Posaclima, rientra ora Mantova. Il gioco riprenderà in realtà con 2 tiri liberi di Amanda Tivenius, lei che non è precisissima dalla lunetta, e oggi è ancora a secco. Ha già catturato 5 rimbalzi, di cui 2 offensivi, lei che proprio di media ne cattura 10 in totale, e oltre i 4, più vicina ai 5 rimbalzi in attacco, ampiamente nelle sue medie. Purtroppo lo è anche dalla lunetta, dove fa 0 su 2, e quindi Mantova potrà giocarsi presumibilmente l'ultima azione di questo secondo quarto. Alza la difesa coach Gambarotto, in realtà è una difesa a zona. Vediamo come l'attaccherà Mantova. L'attacca con Agnese Bevolo, che trova Llorente. Si va da Orazzo ovviamente per questi ultimi secondi. Il tiro arriva dalla ala, ed è una gran tripla di Marica Labanca, che fissa il punteggio di questo primo tempo sul 19 Posaclima, 28 Mantova Agricoltura Mantova.
Eccoci di nuovo in diretta dal Palacicogna per Posa Clima Ponzano, Mantova Agricoltura Mantova, per il secondo tempo di questa ottava giornata di Serie A2 femminile. Il tabellone dice Posa Clima 19, Mantova Agricoltura 28, un parziale, un divario che è cresciuto negli ultimi minuti, anzi la tripla allo scadere proprio del secondo tempo, scusatemi, del secondo quarto di Mantova ha fissato questo +9 che è anche il massimo vantaggio del primo tempo della partita. In realtà finora ci sono stati tanti falli in questi primi 20 minuti, da una parte ce ne sono 3 per Milena Mioni e Claudia Gobbo, dall'altra ce ne sono 3 per Ilaria Bernardoni, playmaker arcigno di Mantova, ma ce ne sono anche 2 per Veronica Dell'Olio, 2 per Llorente e 2 per Agnese Bevolo. La situazione falli in casa Mantova non è sicuramente delle più rosee, ma il +9 è sicuramente un buon punto da dove partire per questo secondo tempo, ed è proprio Mantova a giocare il primo possesso con Orazzo che gioca un pick and roll, però da fuori la palla alla Banca che continua il suo parziale personale dopo aver chiuso il primo tempo con la tripla, segna anche il primo canestro del secondo tempo e ora è Gobbo a giocare l'1 contro 1, però scarica per Varaldi che ritrova la capitana a centro area che si mangia un canestro da sotto, e chiaramente se si tira con queste percentuali è durissima a rimontare. La Banca trova bene Orazzo che è marcata da Varaldi. Sul cambio difensivo Favaretto regge il contatto con la Banca che commette fallo in attacco cercando spazio, cercando di posizionarsi per ricevere spallacanestro, quindi Giuliano che ricomincia l'azione di Ponzano con Varaldi. Gobbo restituisce a Giuliano sulla fascia destra, gioca persa completamente dalla difesa, si prende un tiro comodissimo, inspiegabile l'errore difensivo di Mantova, però arriva l'errore di Giuliano che ha giocato tutti i minuti e tutti i secondi fin qui a disposizione dalla partita, e ora la Banca ancora in 1 contro 1 con Gobbo, trascina il piede perno, difesa macchinosa di Gobbo, l'attacco non è stato brillante, è arrivata una palla persa per la Banca che comunque è protagonista in questa frazione, in questo break di Mantova. E ora Varaldi che trova Gobbo in punta, arriva il pick and roll con Tivenius per Giuliano, bel passaggio dentro, bella intuizione di Giuliano, ma la palla è leggermente troppo al centro, quindi Tivenius non ci arriva, e ora è Orazzo che può attaccare Varaldi. Varaldi tiene bene, ma Orazzo è semplicemente più brava e Marida Orazio ricomincia da dove aveva finito ed è già in doppia cifra, quota 11. Lei che, come dicevamo, viaggia a oltre 13 punti di media, sicuramente un attaccante coi fiocchi tra le file di Mantova. Giuliano un po' pigro, il passaggio della rimessa e Bottazzi tocca e ributta la palla fuori. Ora è Favaretto a fare la rimessa. Giuliano è davvero stanca, deve avere il controllo di tutti i palloni, però ha ancora le energie per buttarsi dentro con la mano sinistra, trovare di nuovo il -9. 21-32 dice il tabellone quando mancano 7 minuti e mezzo alla fine di questo terzo quarto, forse ancora un'infrazione di passi praticamente da ferma di la Banca che scarica fuori verso, in realtà in mezzo tra due compagne, ma arriva una deviazione della difesa di Ponzano ed è quindi rimessa laterale con 10 secondi alla fine di questa azione. Ora sono solo 7. Orazzo accettando il cambio difensivo da Gobbo, si cerca palla dentro per la Banca, arriva in ritardo però il tentativo della lunga
classe 2003. E quindi arriva all'ennesimo recupero della Posaclima per 24 secondi. Favaretto a portare sul pallone, ma subisce la pressione di Mantova. Arriva una palla persa, altri 2 punti per Marida Orazzo, che è già a quota 13. Il problema nel playmaking per Ponzano è evidente ora che Giuliano è già quasi in riserva e non ci sono di fatto altre giocatrici nel ruolo, se non delle guardie che possono giocare anche, diciamo, non da playmaker ma portare di là la palla, come Francesca Favaretto e Marta Pellegrini. Ora arriva un'altra palla persa direttamente dalla rimessa del fondo. Orazzo si arresta per trovare Sofia Bottazzi dietro l'arco, lei che è una tiratrice precisissima trova un'altra tripla e caccia la Posaclima a meno 16 sul 21-37. Tivenius si fionda dentro, prova un tiro di mancina, non arriva al ferro. Gobbo si scaraventa a rimbalzo, lo cattura e subisce fallo. È il quarto fallo per Marica Labanca, che le era stato fischiato il terzo poco fa e ora ovviamente esce stizzita. Un po' punitivo forse questo fallo. Una buona notizia in questo inizio difficile, una buona notizia per la Posaclima in questo inizio difficile di secondo tempo. Ora è Favaretto sul lato destro dell'attacco. Favaretto prova la penetrazione, un gancetto di sinistro, viene stoppato però a 3 secondi. Giuliano non se ne accorge, ora se ne accorge, deve forzare il tiro che non è neanche quasi un tiro. Scadono i 24, c'è davvero poca lucidità ora per la Posaclima, che ha l'energia al lumicino. Infatti Giuliano esce per la prima volta in questa partita ed entra la giovane Caterina Rosar, che chiaramente non è un playmaker, sarà quindi Favaretto a giocare da numero 1. Orazzo intanto contro Varaldi, c'è il pick and roll con Llorente e la palla arriva proprio tra le mani dell'Argentina, che scarica per il tiro da 3 punti di Bevolo, che però esce, e pasticcio incredibile di Capitan Gobbo, che spara un missile nelle mani di Favaretto, che era a un paio di metri da lei e ovviamente non riesce a controllare. Banale palla persa per la Posaclima e ora arriva il fallo di Amanda Tivenius nel tentativo di anticipo. Lei che non sta giocando una gran partita offensivamente, ma sicuramente ci sta mettendo del suo. Coach Cambarotto continua a dare carica alle ragazze in maglia bianca. Vediamo se arriverà una reazione. Llorente ancora contro Tivenius. La palla è nelle mani di Orazzo, gioca 2 volte un pick and roll e ancora fallo in attacco. Un metro arbitrale che comunque è consistente, stanno fischiando questo tipo di contatti da inizio gara e arriva l'ennesimo fallo in attacco, l'ennesima palla persa per Mantova, che è già in bonus. Era già il quarto fallo con meno di 5 minuti giocati in questo terzo quarto. Favaretto supera con un po' di fatica la metà campo, c'è Varaldi, Gobbo, la palla torna nelle mani di Favaretto, guarda Tivenius ma la palla non arriva, c'è Rosar che trova in angolo Varaldi per il tiro da 3 punti, gira sul ferro ed esce. Un po' sfortunata questa volta la Posaclima, che aveva giocato un buon attacco dopo svariati minuti di pasticci. Llorente può attaccare con la mano sinistra, bella finta, gran canestro dell'Argentina, super affidabile la capitana di Mantova, che alla fine com'è come non è una doppia la porta a casa praticamente da quando è arrivata in Italia 4 anni fa. Intanto Favaretto
prova un 1 contro 1 un po' forzato, Tivenius riesce a controllare una palla vagante che però viene restituita a Mantova dalla Freccia, che questa volta premia le lombarde. Altri cambi per coach Gambarotto, che davvero deve provare a ruotare tutte le sue ragazze disponibili per questo incontro. Vi ricordo gli infortuni di Pertile e Bianchi e le condizioni certamente non al 100% di Marta Pellegrini, allenatasi solo nella giornata di ieri. E intanto Rosar mette pressione, lei che sicuramente ha freschezza nelle gambe e nei polmoni per aumentare e alzare la difesa. Devia il pallone di Bevolo, questa volta in difficoltà, e quindi Mantova deve ricominciare con una rimessa laterale. Continua in realtà la difesa aggressiva di Ponzano, ma Mari da Orazzo se ne fa un baffo e manda tutti al bar con una finta, si prende un palleggio, arresto e tiro, toccata dalla difesa, e quindi 2 tiri liberi per la bomber del biancorosse. Segna il primo tiro libero, ancora percorso netto per lei, segna anche il secondo, come dicevamo quasi infallibile dalla lunetta la ex Sassari. 2 tiri liberi che valgono il +20, un po' punitivo forse nei confronti della Posaclima, che comunque sta continuando a combattere. Fronteggia Tivenius, scarica bene per Rosar, che prende un tiro da 3 punti, solo ferro, energia al lumicino per tutta Ponzano, continua a tenere i ritmi alti invece Mantova, ancora con Orazzo. Ora arriva lo scarico per il tiro dall'angolo di Petronio, ferro, Varaldi adesso addirittura a portare la palla. Rosar trova dentro bene Mioni, che si fa spazio con le terga, ma viene stoppata proprio sul più bello. Corre la transizione di Mantova, ancora Orazzo, bella palla dentro per Llorente che scarica fuori per Petronio, tiro comodo da 3 punti, ben giocata la transizione da Mantova, che sicuramente in questo momento ha la partita in mano in entrambe le metà campo. Vediamo se arriverà la reazione di Ponzano e Tivenius, ma ora in difficoltà anche a passare il pallone per la gran difesa di Mantova. Giuliano cerca la palla dentro per Varaldi, viene anticipata ma fallosamente dalla difesa di Mantova. E come dicevamo, la squadra ospite è già in bonus e quindi sono 2 tiri liberi per Varaldi, che però sbaglia il primo tiro libero. Cortissimo anche il secondo, ma Tivenius recupera, rimbalza in attacco, sbaglia 2 volte, poi è la difesa di Mantova a recuperare il pallone, corre bene ancora una volta Agnese Bevolo, che trova altri 2 punti per il 46-25, scusate, 46-21, o meglio 21-46. Mi sono confuso perché sono proprio 25 i punti di divario ora tra le squadre. Mantova, senza in realtà fare nulla di speciale in attacco, ha messo lì un tesoretto di divario davvero imponente contro una Ponzano inerme, che ha finito troppo presto le energie dopo aver iniziato molto bene in realtà la partita. Si muove il tabellone con Giuliano, che intanto segna il primo dei 2 tiri liberi, segna anche il secondo. 23-46 quando mancano 2 minuti e 41. Arriva qualche urlo di incoraggiamento da parte del pubblico, che vede comunque le ragazze di coach Gambarotto lottare, e Giuliano qui recupera il pallone e spinge ancora. Varaldi non forzano l'1 contro 1, ora c'è Gobbo dentro l'area, lo scarico per Rosar
che si prende la linea di fondo, difesa bene da Mantova, prova la palla per Gobbo che però la riceve praticamente in mezzo ai piedi, può tornare a correre Mantova con Llorente che ora è dentro l'area, stoppata di nuovo da Varaldi, probabilmente la più positiva per Ponzano, che continua a cercare la palla dentro, questa volta per Elena Mioni che subisce un altro fallo. Ponzano sta giocando con grande disciplina, dando la palla dentro ma senza trovare mai in realtà canestri, neanche dalla lunetta, dove le percentuali sono davvero deficitarie per la squadra di coach Gambarotto. 3 su 8 fino ad ora, 3 su 9. Sbaglia anche Milena Mioni, ovviamente tirando così male è davvero difficile restare agganciati a una squadra comunque forte e consolidata come Mantova, che ora gioca un pick and roll tra Orazzo e Llorente. La palla arriva nelle mani di Petronio che forse è fuori dal campo, gli arbitri non dicono così. Llorente si gira bene, forse subisce anche il fallo. Gran canestro dell'Argentina che sale a quota anche lei in doppia cifra. Persa intanto Rosar sulla linea dei 3 punti ma non si fida a tirare, attacca Gobbo, attacca anche Francesca Favaretto che prende un palleggio, arresto e tiro, fuori anche questo. Orazzo può spingere la transizione, manda via Bevolo, gioca un pick and roll con Llorente che attacca sul centro, trova lo scarico per Agnese Bevolo, proprio lei che infila un'altra tripla. Gran partita anche per Agnese Bevolo che in questo secondo tempo è chiamata anche a sostituire per molti più minuti Ilaria Bernardoni, gravata di 3 falli e che deve ancora entrare. Ecco, sta proprio per entrare adesso, e dicevamo Bevolo lo sta facendo con grande classe e precisione. Eccolo proprio l'avvicendarsi delle due playmaker mantovane quando mancano 37 secondi alla fine di questo terzo quarto. C'è di nuovo in lunetta Milena Mioni, segna il tiro libero, questa volta sbaglia il secondo ed è quindi 25-51 il punteggio per questi ultimi scampoli di terzo quarto. Orazzo ancora con lo schema corner, Rosar tiene bene, Orazzo però trova in angolo Bottazzi per la tripla, è un errore ma c'è il rimbalzo in attacco di Mantova. Llorente ancora fuori per Petronio che tira ancora da 3 punti, fuori anche questo, arriva un altro rimbalzo in attacco, questa volta di Orazzo, sbaglia anche lei, arriva il rimbalzo in attacco di Petronio, sbaglia anche lei e al quinto tentativo Mantova segna ed è anche il punteggio finale di questo terzo quarto. Posacchina Ponzano 25, Mantova Agricoltura Mantova 53.
7-6 punti in 2 quarti. Questa è una squadra del playoff, cioè questa squadra ci prende in testa, ragazzi. Cioè, dobbiamo andare a casa, deve far giocare le Ande. Grazie. Matilde Bianchi con la mano sinistra così. Okay. Di nuovo in diretta dal Palacicogna di Ponzano per l'ultimo quarto di questa 8ª giornata di Serie A2 femminile tra Posaclima Ponzano e Mantova Agricoltura Mantova. In realtà saranno 10 minuti che non diranno granché sul risultato, che è già acquisito, direi, dalle lombarde, che forti di un 25-53 dopo 30 minuti possono essere abbastanza tranquille per questi ultimi 10 minuti di gioco. Ovviamente coach Gambarotto sta cercando ancora delle risposte dalle sue ragazze, che, come ricordavo, sono reduci da un lungo periodo, lunghissimo, ormai sono 5 settimane in cui non giocano, non si allenano al completo, e chiaramente questo è molto penalizzante ad un alto livello come la Serie A2. Certo, una reazione in questo ultimo quarto, almeno dal punto di vista emotivo, dato che la Posaclima gioca in casa, sarebbe auspicabile, ecco, in vista delle prossime gare, quando Pellegrini, oggi in campo per qualche minuto, e Bianchi e Pertile torneranno in pianta stabile nel roster a disposizione del coach Gambarotto. Questo primo attacco intanto è Ponzano a portarlo con Giuliano, che gioca un pick and roll con Mioni. Giuliano si prende un tiro difficile, lo mette per il 27-53, si sblocca almeno il tabellone per Ponzano. Giuliano prova anche a cacciare il pallone, non ci riesce, ma arriva un tiro comunque difficile, però arriva anche rimbalzo in attacco per Mantova, che ora prende un tiro da 3 punti con Cristiana Petronio, altra tripla per Mantova, e quindi incrementa ancora il vantaggio per le lombarde. Intanto Rosar quasi si scontra con Gobbo, che le restituisce il pallone. Rosar prende un buon tiro dal mezzo angolo, è però corto, lotta a rimbalzo Milena Mioni, riesce a conquistare una rimessa dal fondo che ferma il gioco e permette a Varaldi di rientrare in campo proprio al posto della giovane Rosar. Giuliano che fa la rimessa per Favaretto, che ora trova Varaldi, può giocare un pick and roll rifiutato. C'è Giuliano che lei sì gioca il pick and roll, si prende un arresto e tiro da 3 punti un po' forzato, infatti arriva solo il ferro. È Bernardoni che ricomincia l'azione, lei che è stata a riposo praticamente per tutto il terzo quarto dopo aver giocato molto bene nel primo tempo. Intanto Orazio prova ad attaccare il fondo, tiene bene Varaldi, arriva la palla dentro per Llorente che attacca di mano destra e Gobbo tiene uno scivolamento, ma sul secondo si fa battere e commette fallo. È il quarto fallo per il capitano della Posaclima. E sono invece altri 2 tiri liberi per Llorente, che si fa anche, va anche a tirare giù la retina giustamente prima di tirare i 2 tiri liberi. Llorente sbaglia il primo, segna invece il secondo. 11 punti e già 9 rimbalzi e 4 assist nella splendida partita della giocatrice argentina. Intanto è Gobbo che prende un tiro in corsa, è fuori anche questo. Bernardoni riparte in transizione, gioca un pick and roll drag, quindi senza fermarsi Bernardoni insiste un po' nel palleggio, poi si butta dentro, arriva il contatto
direi di Giuliano. È il primo fallo per lei, che praticamente ha giocato tutta la partita finora tranne un minutino di riposo, ma che sicuramente non può avere le gambe per reggere questi 1 contro 1 insistiti di Bernardoni, che resta una attaccante molto veloce. Segna il primo Ilaria Bernardoni, sbaglia il secondo. Il rimbalzo è conteso tra Gobbo e Llorente. Sinceramente l'ultimo tocco mi sembrava della capitana di Mantova. Gli arbitri però danno la rimessa proprio alla squadra ospite ed è Orazzo a batterla dal fondo, poi esce dai blocchi, però arriva un fischio sinceramente dubbio ed è un fallo in attacco di Sofia Bottazzi, che per liberarsi dalla pressione di Francesca Favaretto alza un po' il gomito. È il secondo fallo per Bottazzi, e quindi un altro recupero per la difesa di Ponzano, che, questo va detto, è sicuramente sempre stata attenta e aggressiva fin quando ne ha avuto le energie. Bel backdoor intanto di Lulu Giuliano, che però sbaglia con la mano sinistra e c'è un time out chiamato da coach Gambarotto sul 27-58. Sono 31 i punti di divario quando mancano 7 minuti e 34. Una partita che non ha granché altro da dire se non ritoccare i tabellini che ci dicono che da una parte Giuliano è a quota 11 con però un non esaltante 4 su 14 al tiro. Ci sono anche 7 punti di Varaldi e poco altro. Dall'altra parte invece ci sono 11 punti di Llorente, 15 di Orazzo, 10 di Bottazzi e 8 di Bevolo. In generale tante giocatrici hanno dato un buon contributo. Coach Stefano Purrone potrà essere sicuramente soddisfatto della prestazione delle sue ragazze, che torneranno comunque da una trasferta sempre insidiosa, come sono tutte le trasferte di questo campionato, con 2 punti in saccoccia utilissimi per restare agganciate al treno playoff, di cui fanno ampiamente parte le lombarde. Bernardoni ora che attacca contro Giuliano. Petronio non trova Llorente, ma viene poi trovata da Bernardoni. Bella finta di Llorente, che di esperienza fa saltare Sofia Varaldi, che è molto più giovane, è una buona è molto intelligente in difesa. Lei con le sue braccia lunghe può sempre fare danni in difesa, ma questa volta è stata superata dall'esperienza di Llorente. Varaldi poi sbaglia il tiro da 3 punti ed è Orazzo, che anche lei ha giocato tantissimo, forse potrebbe uscire per riposare, ma invece ha le energie per prendersi un tiro da 3 punti. Questa volta è fuori. Giuliano può andare in transizione trotterellando. C'è Gobbo che prende un tiro da 3 punti. Varaldi è la prima ad arrivare al rimbalzo. Gobbo, bello scarico per Milena Mioni, che segna il 29-60 e si muove di nuovo il punteggio della Posaclima, ma ora è di nuovo Mantova ad attaccare con sempre Orazzo. Prova a dare palla a Llorente, viene deviata, ma poi Ponzano pasticcia e rischia di, anzi regala un altro tiro ad Orazzo, che però sbaglia. Favaretto trova Varaldi, che dà una bella palla dall'altra parte a Lulu Giuliano, che sbaglia anche questa, 0 su 6 per lei da dietro l'arco. Lei che invece solo un paio di partite fa aveva infilato 6 triple. Orazzo trova lo scarico per Bernardoni, che da dentro a Llorente, ancora fuori per Petronio, prova ad attaccare ma restituisce a Llorente. Bella finta, si gira con la mano destra. Gran movimento
di Florencia Llorente, e dall'altra parte arriva un'altra palla persa, un passaggio un po' troppo lungo di Lulu Giuliano per Milena Mioni, che non ci arriva. Giuliano aveva anche giustamente provato a cercare un canestro facile in transizione, ma il passaggio non è stato preciso. 5 minuti e mezzo da giocare in questo finale di partita, con Mantova che ha oltre 30 punti di vantaggio qui al Palacicogna, e si cerca la palla dentro per la Banca, che ha fatto tanto male a cavallo tra primo e secondo tempo, però arriva una palla persa. Giuliano gioca a nascondino con Mioni, sfruttando il suo blocco a metà campo, e arriva un altro fallo, il quarto di Bernardoni, un po' sfortunata nelle scelte arbitrali, si è sempre trovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Lei che comunque, come dicevamo, ha giocato una buona partita nel primo tempo, dettando bene i ritmi, e arriva un'altra palla persa con un fallo in attacco, questa volta di Ponzano. Tanti falli in attacco in generale in questa partita, tanti falli in generale in questa partita, che infatti è già iniziata da oltre un'ora e mezza. Arriva un altro fallo, questa volta di Favaretto, subito da Mari Orazzo. È il primo fallo di Favaretto, è già il quarto di squadra, ma da solo una rimessa laterale per a Mantova. Petronio per Bernardoni, gioca, prova ad attaccare Mioni, che però tiene bene la caccia dietro al canestro. Bernardoni non riesce a trovare le compagne, in particolare il passaggio per Sofia Bottazzi è troppo forte, e la numero 24 di Mantova non riesce a controllare. Bottazzi chiede un fallo, cioè obiettivamente non ha molto senso queste proteste, un nervosismo dovuto più forse dalla voglia di finire questa partita. Bella palla di Capitan Gobbo per Mioni, che sta ritrovando canestri e anche un po' di fiducia, lei che arrivava da un paio di prestazioni incolore. Un pasticcio difensivo qui, una distrazione difesa di Ponzano, che lascia un tiro aperto, e poi anche un rimbalzo in attacco catturato da Petronio, che trova Orazzo. 8 secondi alla fine dell'azione, pick and roll con la Banca. Orazzo insiste nel palleggio, forse un contatto di troppo con Favaretto, che però fa perdere il tempo giusto a Mantova, che perde l'ennesimo pallone per 24 secondi. Ritorna in panchina Milena Mioni. Positiva la sua partita, positivo il suo secondo tempo, e torna in campo Tivenius. Intanto rimessa rivedibile di Varaldi, che comunque mantiene il possesso. Bella palla dentro di nuovo di Gobbo, che comunque questo tipo di alto-bassi ce li ha nelle sue corde, prima per Mioni, adesso per Tivenius, che torna in lunetta. Vediamo se la svedese riuscirà a muovere il suo tabellino, che per ora dice 8 rimbalzi, di cui 4 offensivi, ma ancora 0 punti. La palla danza sul ferro ed esce, ed è il terzo errore per lei dalla lunetta. Segna invece il quarto tentativo per il meno 30 tondo tondo in questo quarto Favaretto. Ancora le energie per essere aggressiva su Bernardoni, che si butta dentro e trova il fallo, direi no, non di Tivenius, ma di Favaretto. È il secondo fallo per l'ex Marghera, e torna in lunetta Bernardoni. Segna il primo tiro libero Ilaria Bernardoni. Segna anche il secondo, sale a quota 5, ma soprattutto restituisce 32 punti di vantaggio alla sua squadra. Varaldi ora
che prova da 3 punti, solo ferro, tanti tentativi da 3 punti, anche tutti buoni tiri per Ponzano, ma segnati davvero con scarsissime percentuali, solamente 2 per la Posaclima, ed è Bernardoni ora che può attaccare, prova una bella finta, cioè trova una bella penetrazione sul fondo, facendo cadere sulla finta Lulu Giuliano, che un po' stizzita esagera con il fallo, ed è un fallo antisportivo, è il suo terzo personale. E quindi Bernardoni avrà, o meglio Mantova avrà tiri liberi, più possesso. Riposo intanto per Giuliano, che come detto praticamente non era mai uscita fino ad ora, se non qualche secondo di riposo. Bernardoni ancora dalla lunetta, segna 4 su 5 per lei questa sera. Secondo tiro libero per la playmaker numero 16, sbaglia, ma il possesso resta alle biancorossi. Intanto un cambio, esce proprio Ilaria Bernardoni ed entra Florencia Llorente per un quintetto direi atipico, almeno non era mai entrato, non aveva mai giocato così alto in questa partita coach Purrone, ed è proprio Llorente a ricevere in angolo per Bottazzi, che trova la banca, giocano 1 contro 1 sul fondo, regge Gobbo in difesa, succede di tutto, si fanno sportellate, alla fine a uscirne vincitrice è Sofia Varaldi, che subisce fallo, ed è il quinto fallo per Marica Labanca, che abbandona la partita a 2 minuti e 54 dalla fine. Intanto fa il suo ingresso in campo anche Francesca Buelloni, la giovane classe 2006 di Mantova, che va proprio a pressare Francesca Favaretto a tutto campo. Favaretto però col blocco di Gobbo supera senza troppe difficoltà la linea di centrocampo, ed è Gobbo che attacca per trovare uno scarico per un tiro pulito di Rosar, che però sbaglia il tiro da 3 punti. Resta a quota 0 anche la giovane Caterina Rosar. Arriva un'altra palla persa di Mantova. Ora le due squadre sono ancora intense, ma un po' distratte nelle conclusioni da entrambe le parti, ed è di nuovo Rosar ad attaccare la linea di fondo. Arresta e scarica bene per Gobbo, che non trova lo spazio. C'è Favaretto che prende un bel palleggio, arresto il tiro sul blocco di Tivenius, che lotta a rimbalzo, segna con il fallo, e anche la svedese in questo finale si è un po' risvegliata, trovando almeno dei punti oltre al solito bottino, al ricco bottino di rimbalzi, anche oggi in doppia cifra. Segna anche il tiro libero Tivenius, che quindi arriva a quota 4. Rosar intanto mette pressione su Bovolo, che ora trova Llorente e sbaglia un tiro facilissimo per lei, soprattutto, che è stata molto efficace in questi primi 38 minuti, ma Llorente recupera il pallone, però mancano 2 secondi. Bovolo prova un tiro difficilissimo, sputato dal ferro, un po' sfortunata, e Favaretto a catturare il rimbalzo e a lanciare la transizione dalla palla. Gobbo che trova dall'altra parte del campo Rosar, prova a dare palla a Varaldi, ma arriva una deviazione da una delle ragazze di Mantova, c'è un po' di confusione se arriva il cambio subito o no. In realtà no, Rosar si prende un tiro forse commettendo infrazione di passi, ma non vista dagli arbitri. Cambia poco perché il rimbalzo è comunque di Mantova. 70 secondi al termine della gara,
con Bottazzi che si prende un tiro da 3 punti, questa volta non arriva al ferro ed è Favaretto a iniziare l'azione con in questo ultimo minuto di gioco. Bevolo rischia di recuperare un pallone, ma arrivano, non se lo fa soffiare Gobbo, che trova poi Tivenius che segna il secondo canestro consecutivo in questo finale di partita, che quasi fa un po' arrabbiare, perché se fosse arrivato magari nel secondo quarto forse la Posaclim avrebbe retto un po' di più, ma comunque la differenza tra le due squadre oggi è sicuramente grande. Tanto arriva un'altra stoppata di Varaldi sull'attacco di Mantova, ma poi Bevolo recupera il suo errore e caccia la palla in rimessa laterale. Quindi ultimi scampoli di partita, e Favaretto a dare palla a Tivenius che fronteggia, trova Gobbo che scambia bene con Amanda Tivenius. Altri 2 punti per la svedese per il 39-65 con 15 secondi sul cronometro. Mantova decide comunque di attaccare, squadra ben allenata che vuole giocarsi tutte le azioni. Favaretto onora anche questo ultimo possesso con una difesa aggressiva, ma commette fallo. Ponzano è già in bonus da un paio di minuti, e quindi sono 2 tiri liberi per Agnese Bevolo, che sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo, 6 secondi da giocare. Favaretto prova comunque l'ultimo attacco, si prende un tiro da 3 punti, esce anche questo, finisce 39-65 in favore di Mantova Agricoltura Mantova sulla Posaclim Ponzano. E andiamo a vedere se riusciamo a parlare con gli allenatori Stefano Purrone e Matteo Gambarotto. Vediamo se riusciamo ad andarli a beccare a metà campo per qualche dichiarazione ai nostri microfoni. I saluti di rito tra allenatori e arbitri e tra avversari, sempre molto bello questo momento. Vediamo se riusciamo ad avere vediamo se riusciamo ad avere coach Purrone per qualche dichiarazione. Coach, non era una partita facile, è uscita invece una grande vittoria con quasi 30 punti di scarto. Puoi essere soddisfatto? Sì, perché sapevamo che qui avremmo trovato una squadra che nonostante le... aspetta, devo farlo. Certo. Ovviamente arriva le esigenze di squadra prima delle interviste, ora cerchiamo di beccarlo di nuovo. Torna ai nostri microfoni coach Purrone. No, dicevo che sapevamo che Ponzano, nonostante le assenze importantissime, perché oggi hanno ritrovato Pellegrini che è una giocatrice fortissima, ma a mezzo servizio oggi, quindi nonostante le assenze sapevamo che avremmo incontrato una squadra che aveva voglia di attaccarci, di difendere forte, e l'intensità è stata importantissima, mantenerla alta fin dall'inizio, senza andare fuori di testa quando il gioco diventava molto duro, perché poi è stata una partita molto fisica e quindi c'è da essere contenti perché abbiamo avuto oggi una solidità mentale e fisica di alto livello. È un piccolo step del nostro percorso. Adesso abbiamo delle partite molto difficili che determinano un attimo chi siamo, ma oggi questo percorso qui, questa partita qui oggi ha definito veramente un importante passo, perché nonostante le difficoltà
e siamo riusciti a vincere. Vorrei dedicare la vittoria, se posso, a Veronica Dell'Olio che ha avuto questo infortunio al dito e speriamo sia solo un taglio, e a Giulia Togliani che adesso speriamo che recuperi subito. Grazie coach, sicuramente facciamo in bocca al lupo anche noi e in bocca al lupo per il resto del campionato. Vediamo se abbiamo anche coach Gambarotto qui ai nostri microfoni, sta arrivando. Prima un abbraccio, giustamente col figlio che starà con noi anche per questa intervista. Coach, un primo quarto positivo, poi sembra che siano finite le energie e Mantova è scappato. Allora, la situazione che stiamo vivendo in questo momento è paradossale. Sicuramente ci è mancata la lucidità di continuare a giocare il piano partita, perché effettivamente il primo quarto, non avendo fatto niente di speciale sia in attacco che in difesa, stavamo, non dico comandando, però stavamo decidendo come potesse andare o non andare la partita. Abbiamo smesso di seguire il piano partita, studieremo i motivi e da lì ovviamente la partita è finita, perché sostanzialmente poi metà secondo quarto in poi la partita è finita. Si è rivista dopo tanto tempo Marta Pellegrini, ovviamente pochi minuti, il secondo tempo non aveva senso che entrasse. Situazione infortuni? Situazione infortuni, Marta ha giocato perché io sono un pazzo e ho deciso di farla giocare, in realtà non avrebbe dovuto giocare. Però probabilmente dalla prossima settimana riprenderà. Matilde ancora 2 settimane e invece Giovanna ha una calcificazione, cioè non si sta calcificando bene l'osso e quindi avrà almeno un altro mese prima di rientrare in campo. Ok, la stagione è comunque ancora lunga, in bocca al lupo coach, ci vediamo qui fra 2 settimane al Palacicogna.